Oggi siamo qui a presentare questo progetto che è importantissimo in una location spettacolare e importante per la nostra comunità. Il progetto si chiama Salute a Quattro Zampe, un progetto che ho fortemente voluto assieme alla mia struttura, perché questo progetto va a favore delle persone in difficoltà, che hanno bisogno di compagnia, che sono residenti nelle nostre case di riposo, centri servizi. Questo perché? Perché le persone devono vivere vicino agli animali e gli animali nel 2025 sono una parte integrante di tutte le famiglie, non solo della provincia di Padova, ma di tutta Italia. Un progetto, come vi dicevo prima, che si chiama Salute a Quattro Zampe, che è strutturato in 3 azioni. La prima azione, che è quella che riguarda noi amministratori, è il finanziamento con fondi propri della provincia di Padova per la realizzazione di aree sgambamento cani, delle aree dove gli animali possono tranquillamente e in sicurezza muoversi, ma sono anche delle aree dove si fa conoscenza, dove si parla, dove i cittadini possono trovarsi e fare anche comunità. E qui, con fondi propri della provincia, andremo alla realizzazione di aree sui comuni che parteciperanno al bando. La seconda azione sono delle serate, delle lezioni di educazione cinofila, lezioni che verranno svolte nei comuni che hanno messo a disposizione delle sale pubbliche gratuitamente per i propri cittadini, sotto l'egidia, sotto le lezioni dell'US6, del dottor Costa, che ringrazio per essere presente oggi, ma per essere il partner principale del nostro progetto, il quale US6, il dottor Costa e i propri funzionari faranno delle lezioni a favore dei cittadini che hanno animali, affinché questi conoscano bene il proprio animale, conoscano le regole e sappiano come comportarsi. La terza azione, che è quella più delle persone in difficoltà, sono delle lezioni con degli animali di affezione, quindi con delle associazioni che hanno animali di compagnia di affezione, nei centri di servizi per persone disabili, nelle case di riposo. Ci saranno delle lezioni dove gli ospiti di queste case andranno a conoscere questi animali e passeranno dei momenti così in leggerezza in compagnia all'aria aperta. Ringrazio Uripa, perché Uripa è quell'ente che ci ha consigliato e ci ha praticamente detto quali sono i centri servizi e le case per anziani dove poter andare a chiedere la disponibilità per queste lezioni, perché loro, essendo i rappresentanti a livello veneto di tutte le case di riposo, sono praticamente quelle persone che conoscono i luoghi e sanno quali case possono prestarsi per le nostre lezioni, che sono parte integrante del nostro progetto. E poi la fondazione, l'OIC, la devo ringraziare perché è un partner principale per gli enti locali. Io, ripeto, sono sindaco del comune di Teolo prima di essere consigliere della provincia di Padova, e ogni sindaco sa che l'OIC è un punto di riferimento, perché ci sono molte persone che qui soggiornano e lavorano in maniera eccelsa, e per noi amministratori sono, appunto, scusate se mi ripeto, ma è la realtà, appunto, di punti di riferimento dove i servizi sociali si appoggiano quando c'è la necessità di portare qualche persona che ha bisogno di una struttura che abbia tutti i riferimenti possibili, che sia a norma di legge, ma soprattutto che lavori con molto cuore.